Saluto a tutti, di già un nostro ultimo ridro de campa qui in brando, per quest'ultimo giorno ci landiamo in un paesolo di Poreto a ridroa a Jean-Yves Casalta chi campa qui da Boi Baretiani. RCFM e Campacui. Di famiglia, di ceppo familiare non siamo mica brandinchi, anche appena siamo piuttosto di Castaniccia, di Sant'Andrea Godone, di Campoloro. C'è sempre avuto qui a famiglia, a Piccigadiccia, a Mozia, chi di un bozzo qua su, e una cugina qui in Puretto, maritata qui, fin, chi è maritata a un cugino, di Moapo. E dunque da Zitello veniva per Natale, ma ricordo che veniamo sempre, quando facciamo un giro in Natale, finiva sempre qui in Pozzo sopra. E se tu vuoi, lì a dopo, e piuttosto in un 93, quando ho fatto conoscenza di Michele Beretti, che si occupava di confraterna, era il presidente di la SOGIU, tanto, adesso io, ma se ne occupa sempre comunque. E all'epoca cercava giovani per cantare a messa con lui, non erano che tre tanto, tre o quattro. E dunque siamo colati con i pochi amici e da tanto dunque sono stato con fratello in 93, dunque e tutti gli anni collavamo per i bede, per lavorare i canti, eccetera, eccetera. Dunque dopo ci siamo installati qui con mia moglie, ci siamo maritati qui di noi in paese e ecco, si può dire che so brandin qua, vale. Allora, a livello associativo abbiamo creato il Carnevale di Brando, lo scopo essendo di rimettere appena a giorno tutte le feste profane, come Sant'Andrea, che abbiamo ripiato nel 99, o se no il Carnevale nel 2000, e dunque tutti gli anni o quasi, perché secondo l'annata il Carnevale non si face mica, si dipende di contesto. Dunque facciamo queste feste qui e è importante di noi dunque di poter fare festa in paese di noi fuori di l'estate tutta l'annata dunque. Allora, la musica è importante perché quando noi facciamo giusto appunto queste feste qui, la musica è presente, la musica tradizionale, nostrale. E dunque c'è un giovane del paese che voleva imparare a suonare il violino e dunque, boh, a principio non aveva mica troppo tempo perché è vero che sono abbastanza avviato, ma ho tenuto conto comunque di era un giovane appassionato del paese e dunque non mi voglio mica rifusare a fare qui. E in più bella, è importante in noi di tramandare i giovani, posto che dopo sono presenti quando noi facciamo tutte queste feste, sono di tutte maniere che spero, che pirano a rilievo un giorno e dunque la formazione è importantissima. Anche a livello di canto religioso, penso che da qui a quando avrà già appena di più tempo, spero formare qualche giovane per i canti qui, di messa qui, di confraternita Santa Croce e Oboretto.
E così chi si gompie e campa qui in brando in Cabigorso, ringraziabi a tutte e a tutti, ci vedremo da a poco, non un'altra comuna a Belgi. RCFM e Campacui.